insieme, è un incontro che dà gioia e che ci scorre nelle vene. Sì, scusate il ritardo. Ciao Marti! Ciao Martina! Ma sapete, ho una novità. Nella nostra diocesi di Vittorio Veneto è entrata a far parte una nuova parrocchia. Ma va! Spettacolo! Ma dai, ci sono nuovi ragazzi! E chissà come sono questi nuovi ragazzi. Non sappiamo giocare bene a calcio almeno. Ma cos'è questa nuova parrocchia? È il Pakistan. E dov'è il Pakistan? Andiamo a Cerchiamolo. Secondo me è qui. No, io l'ho visto qui. Io mi ricordo che facesse molto freddo. Ma no, sarà qui. Ma no ragazzi, non è lì. Il Pakistan si trova in Asia e confina con Afghanistan, Cina ed India. La sua capitale si chiama Islamabad. Ma quale lingua parlano in Pakistan? Le due lingue in Pakistan sono l'inglese e l'urdu. Ma qual è la situazione economica in Pakistan? La situazione economica in Pakistan è difficile. I principali problemi sono l'analfabetismo, la disuguaglianza e le precarie condizioni igienico-sanitarie. Ma qual è la religione in Pakistan? Con il 97% della popolazione, la religione più diffusa in Pakistan è l'Islam. Circa il 2% è induista e pensate un po', solo l'1,6% della popolazione è cristiano. Ma perché parliamo del Pakistan? Perché lì abbiamo un amico, Paul Bhatti. Paul Bhatti sta continuando la missione di suo fratello Shahbaz, che durante tutta la sua vita ha lavorato in Pakistan in favore del dialogo interreligioso e per la difesa dei diritti dei cristiani. Nel 2011 Shahbaz Bhatti è stato crudelmente ucciso e il fratello Paul ha proseguito la strada tracciata, accettando il ruolo di ministro per l'armonia nazionale. Attualmente viaggia tra il Pakistan e l'Europa, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla delicata situazione che vivono i cristiani nel suo paese. Ma cosa lega questo personaggio all'Azione Cattolica? In questi ultimi anni abbiamo costruito una relazione speciale con lui, tanto che 2 ragazze cristiane pakistane vivranno con noi l'esperienza di un campo scuola a Cimacesta. Tutto questo sarà possibile grazie alla vostra generosità. I costi del viaggio saranno a carico dell'Azione Cattolica. Le offerte raccolte quindi contribuiranno a costruire questo sogno, segno di speranza, pace e amore. E allora Giochiamoci senza frontiere!